Sono nata nel 1925, abbiamo conosciuto il periodo della guerra. Avete conosciuto la seconda praticamente? Sì, sì, ad Oslo c'erano i soldati, i militari, e poi c'era l'oscuramento, allora non si potevano lasciare luci accese nelle vie. Noi avevamo in cucina la tegola di vetro e quella la dovevamo coprire con un telo nero perché altrimenti faceva luce e la vedevano gli aerei. Poi suonava l'allarme. Quando passavano gli aerei suonavano l'allarme, non potevamo uscire. C'era la ronda che girava, se vedeva qualcheduna in giro la facevano andare via. Anti carinho de mano mia, peggio sentita lui.